Acquisiremo quasi tutti i negozi, l'occupazione sicuramente verrà mantenuta, speriamo possa essere aumentata. Non ritengo che terremo in piedi la sede di Ponte di Piave. Dopo la notizia dell'acquisizione di Stefanella da parte del gruppo Veneto OVS arriva la doccia fredda per il maxi polo di Ponte di Piave, così come si apprende dall'amministratore delegato Stefano Beraldo. Salvi i dipendenti, per 20 di loro è già stato concordato un esodo con buona uscita, i restanti 25 verranno riassorbiti. Salva anche una buona parte dei punti vendita, ne apriremo quanti riusciremo. È un inizio in potenza quello del gruppo Veneto, che ha portato a casa il colosso della moda trevigiana con un'operazione fatta interamente con capitale circolante. L'obiettivo per camminare svelti e volare alto per il gruppo ora è potenziare la vendita web, mantenendo con la modalità del franchising molti piccoli negozi ma puntando molto sull'online. La produzione sarà italiana ma anche portata all'estero, in Asia. Il marchio sceglie di virare verso il largo consumo con capi di qualità ma a prezzi inferiori di quelli che siamo abituati a conoscere come Stefanel. Stefanel dice dunque addio a Ponte di Piave, ma diventa la linea business di OVS, con prodotti che costeranno dal 30 al 50% in più di quelli della casa madre. Al di là dei numeri, ora manca il via libera del Ministero per lo Sviluppo Economico all'acquisto del marchio della Casa Veneta, ora in amministrazione straordinaria.